5 gennaio 2021, in pieno lockdown, si verifica il peggiore incubo dei sardi. I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente danno il via libera e la Sogin, la società che si occupa della gestione dello smantellamento delle centrali nucleari e della sistemazione delle scorie radioattive italiane, pubblica la mappa dei siti papabili dove dovrà essere realizzato il deposito italiano per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad altissima, media e bassa intensità. La Sardegna è inclusa in questa mappa. Ora è una lotta burocratica contro il tempo. In ostaggio un totale di 2.652 ettari di terra sarda, divisa in 14 siti, 4 in provincia di Oristano e 10 localizzati nella provincia Sud Sardegna. Una lotteria che riguarda i comuni di Sapiccia, Assolo, Villa Sant'Antonio, Albagiara, Mogorella, Usellus, Nurri, Nuragus, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Tuili, Ussamanna, Gergei, Las Plassas, Villamar, Segariu, Guasila, Mandas, Surgus Donigala e Orta Census, i quali hanno 60 giorni di tempo, già ridotti a 58 in partenza visto che la mappa dei siti è stata pubblicata il 5 di gennaio, per consultare un malloppo immenso di pratiche, redigere progetti alternativi e rispondere nei tempi e nei modi convenuti. C'è da aggiungere anche che da quanto si è appreso studiando i documenti che la partita quasi su ogni sito interessato non si gioca 1-1 comune Sogin, si gioca al ribasso, perché nel maggior numero delle proposte vengono inclusi più comuni, anche 4 a botta, i quali dovranno prima decidere un accordo comune e redigere un piano comune in 58 giorni. Mission impossible. Trascorso questo lasso, dove si capisce che sia umanamente impossibile studiare e ribattere alle carte proposte dalla Sogin, ci sarà un bel convegno a cui prenderanno parte soggetti accademicamente non smontabili che hanno avuto 11 anni di tempo per studiare la faccenda e che avranno il compito di convincere al suon di titoli accademici, di faldoni e della promessa di nuovi posti di lavoro i sindaci dei poverissimi comuni su cui grava questo immenso strale. Anche su questo punto bisogna specificare che il numero dei presunti posti di lavoro è stato pompato con l'indotto previsto e che non hanno neppure adottato un piano specificando la cifra con la quale intendono indorare la pillola, ovvero la cifra per comprare i sardi ridotti alla fame. Qualora i sindaci o i soggetti che oseranno ribattere burocraticamente non dovessero essere convinti, hanno, scaduti i 58 giorni di tempo dalla pubblicazione, ancora 30 giorni per fare ricorso al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio deciderà dunque la sorte della salute e del futuro del popolo sardo. Facile prevedere come andrà a finire. La battaglia burocratica è già stata persa in partenza e da decreto qualsiasi osservazione venga proposta ai burocrati radioattivi, incluse quelle della regione o di qualsiasi altro ente, non avrà alcun peso specifico sulla decisione che era già stata presa 11 anni fa. Qualsiasi altro ente, infatti, è da decreto giudicato di caratura inferiore rispetto al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Sogin e al nuovissimo ente di controllo. Che questa mappa sia la stessa, rinchiusa per 11 anni nei cassetti segretissimi della Sogin e del Ministero dello Sviluppo Economico è chiaro. È la stessa contro la quale quasi il 100% dei sardi votò a favore del referendum proposto dal comitato Sino Nucle per l'abrogazione del decreto sui siti nucleari, ma anche nel caso specifico sardo sulla costruzione del deposito di stoccaggio di materiale radioattivo. Il gioco a nascondino della carta è stato messo in atto a seguito del referendum e delle proposte avanzate dal Comitato Sino Nucle, che ha promosso nel corso di questo lasso di tempo numerose iniziative di informazione, coinvolgendo in modo assolutamente trasversale tutti i sardi di qualsiasi colore politico o appartenenza sociale. Ma non comprende che noi dobbiamo diventare sul decorso di storia di tutta l'Europa o no? O lo devo tornare a spiegare? Ma nasce l'idea che giochiamo in gioco o no? La mappa della paura era stata ora ritirata, ora nascosta, ora semi-nascosta e poi definitivamente imboscata e insabbiata. Recentemente, nel corso delle ultime politiche, era stata addirittura sventolata a spauracchio dall'ex ministro dello sviluppo economico e comunque usata ogni qualvolta le vicende politiche lo richiedevano. Ed ora eccola,
più radioattiva che mai. Dallo studio delle carte risulta infatti che mentre per lo stoccaggio del materiale radioattivo a media e bassa intensità siano state preparate una serie di precauzioni, seppur ridicole, per confezionare la monnezza, per quelle ad alta intensità, che comunque saranno contenute lo stesso nel deposito, non è previsto alcun protocollo di preparazione e confezionamento. Almeno non è stato pubblicato nel sito del Deposito Nazionale, che contiene i documenti consultabili, ma solo, occhio, per 2 mesi. Perché la mappa dei siti viene pubblicata ora? Perché ora i media sono impegnati con le proteste in atto negli Stati Uniti. È per il virus. Così sperano da una parte di confondere e dall'altra di zittire. Ma il popolo sardo, che si trova a contrastare il più grave pericolo mai occorso nella storia, sa che il futuro dipende da questo no. No al deposito di scorie radioattive in Sardegna. Il popolo sardo non si compra e non si vende. Il popolo sardo è in Bardania. Come lo spoppulo scasca che cane, grillene forte che rimus pane, fami di noi semus papande, pane castanza e terra culande, dell'irede, dell'iriana, dell'irede, dell'iredella, dell'irede, dell'iriana, dell'irede. Terra che fango, torre su povero, senza alimento e senza ricovero, siamo si dido in sa fontana, prette ne sabba e pari morrana, dell'erede, dell'eriana, dell'erede, dell'eredella, dell'erede, dell'eriana, dell'erede, dell'erede. Che su nanni te ne di conto, fa che su surdo e betta tonto, tanto ruide su un ergai, assicutera te non torna mai, dell'irede, dell'iriana, dell'irede, dell'iredella, dell'irede, dell'iriana, dell'irede, dell'irede. Grazie, bravo, grazie a tutti.